A Sottomarina e San Martino si è rivelato un successo. Lo spostamento di location da via San Marco alle vie centrali di Sottomarina ha attirato tantissima gente. Anche qua la bella giornata ha fatto la sua parte. La novità ha premiato i negozianti delle vie centrali che hanno sostenuto l'iniziativa e che per l'occasione sono rimasti aperti, offrendo ai visitatori la loro ospitalità. Il San Martino a cavallo di un bellissimo esemplare di cavallo frisone del Little Ranch Sioux, tanto mansueto da non spaventarsi nonostante la confusione, è rimasto in coda al corteo che si è snodato per le vie del centro, preceduto dagli sbandieratori e dai musici di Borgo Veneto e da una rappresentanza della Marcigliana. Un folto pubblico ha fatto da ali al magnifico corteo, anticipato dal suono dei tamburini della Marcigliana, mentre turisti e residenti si sono affollati tra gli stand distribuiti tra le vie del centro. Fino allo scorso anno la festa si è sempre svolta in via San Marco. Supponiamo che quest'anno il trasferimento sia stata una scelta importante, un bel cambio di passo, ma immaginiamo che per il prossimo anno si penserà di allargare la festa tornando anche in via San Marco, magari coinvolgendo anche la parte che da piazza Todaro, dove quest'anno si è esibito il pianista fuori posto, verso nord, che da anni ormai sembra essere esclusa da una buona parte degli eventi pubblici. Oggi, 11 novembre, effettivamente San Martino, la festa avrà esclusivamente un carattere religioso. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.